penso che sabato prossimo inaugureremo la fiera con una certa emozione, perché di fatto questa è un po' la prima grande fiera che riparte, quindi io che insomma sapete un po' il mio percorso e quanto sono legato a Longarone Fiere, all'attività fieristica, devo dire che ci sarà un sentimento particolare. Ringrazio ovviamente il Presidente, il CDA e tutta la struttura per essere riusciti a mettere in piedi questa importantissima edizione di Arredamont, che è un ulteriore segnale di ripartenza. In giro un po' per l'Italia sto sentendo che c'è una grande partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Siamo riusciti la settimana scorsa ad approvare un bilancio in positivo, che penso sia un record a livello nazionale, senza ombra di dubbio, e questo testimonia che un po' tutti ci abbiamo messo del nostro per far sì che, grazie anche a contributi che sono arrivati dagli enti locali, e è un grosso lavoro anche di risolvere una questione che avrebbe creato non grandissime difficoltà alla nostra struttura. Quindi sono veramente felice e ringrazio tutte le aziende espositrici che hanno voluto credere in questa edizione particolare. Mi auguro veramente di cuore che possano essere ripagate con tanto pubblico e tanti affari. Grazie. Longarone Fiere riparte convinta. Abbiamo già iniziato una delle prime fiere d'Italia dopo Covid con la Fiera dei Rettili ad inizio di luglio. Abbiamo proseguito poi con la Fiera delle Foreste Boston Nord-Est, un grandissimo successo, una fiera che abbiamo fatto fra l'altro delocalizzata sul Cansiglio, e abbiamo avuto quasi 6.000 visitatori. Poi c'è stato Dolomiti Show, la fiera per il turismo, e adesso stiamo per partire con il 30 la settimana prossima, col 30 di ottobre, con la fiera appunto Arredamont. È una delle fiere più importanti, siamo alla 43esima edizione, è un'edizione quindi che dimostra di una fiera di una grandissima tradizione. Abbiamo più di 140 aziende che sono presenti, abbiamo 172 marchi che vengono rappresentati, anche questo è un fatto molto positivo, e quindi siamo sicuri che ci saranno anche tantissimi visitatori. Ci aspettiamo circa 25.000 visitatori, una fiera aperta agli operatori ma una fiera aperta anche al grande pubblico, e sappiamo che essa è una fiera che ha un grandissimo interesse per tantissime persone della nostra regione ma anche di tutta l'Italia. Le imprese arrivano da circa 12 regioni italiane e da 6 diversi paesi, soprattutto europei, però ci sono molti marchi rappresentati di ulteriori paesi esteri, quindi è anche una fiera internazionale. È una fiera un po' diversa perché c'è Covid ancora, quindi ci sarà il controllo del Green Pass, queste cose che purtroppo bisogna fare ma sono giuste per permetterci di poter organizzare la fiera. Ci sarà un padiglione che sarà destinato solo proprio all'attività di vendita dei biglietti, ma soprattutto all'attività di entrata. Avremo il guardaroba, avremo tutta una serie di servizi, ecco, per permettere un afflusso più ordinato ma anche più pratico e più comodo per i visitatori. Ci saranno degli spazi anche un pochino maggiori fra uno stand e l'altro, perché evidentemente anche queste sono delle procedure Covid, ma abbiamo anche la nostra bella moquette antibatterica e tutto un sistema anche di attenzione ai flussi d'aria proprio per garantire la massima salute ai visitatori. Quindi noi vi aspettiamo dal 30 di ottobre fino al 7 di novembre, nei 2 fine settimana, la fiera Arredamont a Longarone Fiere Dolomiti. Buongiorno Presidente Berlatti, grazie veramente della sempre vostra calorosa accoglienza. Sì, ha ragione il Presidente Padrin che è un'emozione, perché l'anno scorso eravamo tutti pronti con i furgoni carichi, e rimettere via tutto lo abbiamo fatto con gli occhi gonfi, quindi veramente sarà un'emozione sabato riesserci. La Consociazione Italiana Tappezzieri quindi rinnova la sua presenza ad Arredamont, e non poteva fare altrimenti, perché da tanti anni sposiamo gli stessi principi, gli stessi valori, quello del lavoro ben fatto, quello della cultura, della storia dei nostri mestieri, quindi è una cosa importantissima. Quindi un plauso veramente a Fiera Arredamont, che di tutte le fiere che vedo, secondo me c'è un grande passo avanti. Siete tra i primi che portano avanti questa cosa, quindi veramente complimenti. Quindi anche noi come consociazione non potevamo non esserci, perché veramente anche alla ripresa di questa epoca che stiamo vivendo, che sta
che ha stravolto parecchio delle nostre certezze, sicuramente il dovere di trasmettere e sostenere ciò che la nostra storia e la nostra cultura ci ha insegnato è l'arma vincente, è la nostra forza ed è quello che dobbiamo fare. Come a noi è stato insegnato quello che stiamo facendo, dobbiamo trasmetterlo e dobbiamo tirare su sti ragazzi, sti giovani, perché è la forza del nostro paese. Noi in questa edizione porteremo la nostra esperienza di questi 2 anni di Covid, perché non siamo stati fermi come associazione, ma abbiamo sfruttato i mezzi web per fare delle cose nuove anche molto interessanti, devo dire. Portiamo l'esperienza della mostra Alchimia Tessile, che abbiamo organizzato tutta via web, che ha coinvolto una trentina di soci, che hanno esposto dei manufatti di tappezzeria, per raccontare cos'è la tappezzeria, per raccontare cosa c'è dietro un manufatto, per raccontare la storia dei territori, perché ogni manufatto comunque è una storia di territorio che è insita. Abbiamo scoperto cose bellissime in questa cosa. Abbiamo coinvolto la cosa che a me emoziona più di tutti, stiamo ancora lavorando ormai da giugno. Abbiamo coinvolto le scuole superiori di architettura e di arte in questo progetto e la stiamo portando dentro le scuole, facendo visitare questa mostra. Se poi qualcuno vuole andare a vedere, basta andare su spaziocita.it, la mostra è disponibile sia in 3D che in forma web. Le scuole hanno aderito veramente bene e stanno nascendo, posso darvi in anteprima, dei progetti veramente belli con alcuni istituti, con dei ragazzi, con dei futuri designer, e di questo veramente sono veramente soddisfatto che questa cosa la porteremo in fiera, questa esperienza. Porteremo tutti quegli incontri che abbiamo fatto, perché la mostra non è stata solo mostra, ma è stato un incontro con parecchi esperti del settore. Trovate lì, abbiamo avuto degli incontri, delle chiacchierate semplici, nulla di trascendentale, ma delle chiacchierate dove ognuno ha messo il suo sapere e lo abbiamo messo raccolto in queste interviste, in questi dialoghi. Le trasmetteremo in scaletta durante la fiera e saremo ben lieti di instaurare qualsiasi dialogo e qualsiasi poi intervento con gli ospiti che arriveranno in fiera. Quindi questo è un po' quello che noi andremo a fare. Andiamo avanti e, come ho scritto nel comunicato stampa, la parola d'ordine è ripartire con la consapevolezza che il nostro essere artigiani, portatori di un antico sapere, è una delle eccellenze che rende unica la nostra terra. Grazie.